Benvenuti, oggi è venerdì 30 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 6:28 e cala alle 21:52. Il santo del giorno è Adolfo. Adolfo è un nome di origine latina che significa adornato, arricchito, sia in senso materiale che spirituale. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo il ferro. Oggi parliamo di pulizia e di abbigliamento. Per rimuovere i segni di deodorante dai vestiti scuri è sufficiente usare un foglio antistatico d'asciugatrice. Andranno via subito. Ma ricordate, meglio macchiati che sudati. Compie oggi 45 anni la ballerina palermitana Eleonora Bagnato. Appena undicenne fa il suo esordio televisivo in un programma condotto da Pippo Baudo. Nel 2007 il debutto come attrice nel film Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone, mentre nel 2009 conduce una serata del Festival di Sanremo accanto a Paolo Bonolis. 2 anni più tardi sposa il calciatore Federico Balzaretti. Buon compleanno anche all'attore napoletano Silvio Orlando, che oggi festeggia 66 anni. Partito dal teatro, ha lavorato nel cinema con registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Michele Placido, Pupi Avati e Gabriele Salvatores. Memorabile il suo cardinale voiello nella serie di Paolo Sorrentino The Young Pope. Infine auguri al più grande nuotatore della storia, lo statunitense Michael Phelps. Per lui le candeline sono 38, 23 invece le medaglie d'oro alle Olimpiadi, 8 delle quali conquistate nella sola edizione di Pechino, un record per qualsiasi disciplina. Si è ritirato definitivamente nel 2016, pubblicando un videomessaggio su Facebook: "Il mio corpo ha dato tutto". La macchina imbottita di esplosivo era una Giulietta e nell'attentato mafioso noto come strage di Ciaculli, una borgata agricola palermitana, il 30 giugno del 1963 persero la vita 7 uomini delle forze dell'ordine. Fu uno degli episodi più sanguinosi in Sicilia durante gli anni 60. Gli esperti sostengono che fare oscillare un piede o una gamba durante un colloquio di lavoro suggerisce che il candidato è nervoso e non ha fiducia in se stesso. Perciò attenti ai vostri arti. E ora sentiamo i consigli stellari di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi è Giove che fa un po' da padrone e che migliora, allarga ed estende tutte le prospettive dello zodiaco. Vediamo come. Ariete. Sicuramente è un Giove che moltiplica e complica tutta una serie di cose, però l'abbondanza è una cosa che vi piace, soprattutto se è fatta di amici e soprattutto se decidete di partire o di muovervi un po', ma in grande compagnia. Toro, la giornata di oggi può finalmente dichiararsi una splendida giornata in quanto la possenza di Saturno, Giove e il Sole faranno in modo che possiate chiudere degli affari in maniera vantaggiosa, trionfale e vittoriosa. Rilassatevi e prendetevi cura adesso di voi stessi. Gemelli, giornata che vi lascia un po' in osservazione proprio perché Mercurio e Sole esigono da voi una più efficiente presa di coscienza da un punto di vista operativo, economico e pratico della vostra vita. Oggi potreste discutere con il partner di un nuovo progetto, magari immobiliare. Cancro. Splendida è la giornata con un appoggio di un Giove che fa brillare Sole e Mercurio. Bisogno di famiglia, di abbraccio anche per voi, ma anche di estensione degli affetti e poi arrivano anche dei soldini, buone notizie. Leone, la giornata di oggi complica un po' le aspettative, proprio perché la Luna e Urano vi sono contro. Potreste avere qualche piccola tensione affettiva, eppure ciò non toglie che state vivendo un periodo densamente pieno di novità e d'affetto, quindi guardate il bicchiere mezzo pieno e non crucciatevi. Vergine, la giornata di oggi gode di ottimi appoggi gioviani e solari, quindi finalmente oggi potrebbe essere la giornata in cui prenderete quelle decisioni che vi fanno svoltare, superare un impasse un po' troppo statica che ha a che fare con lavoro, affetti ed economia familiare.
Bilancia, giornata molto dinamica oggi, proprio perché la luna in serata vi farà una sorpresa e magari qualcuno che viene da lontano. Intanto in famiglia si risolvono una serie di problematiche per cui siete stati encomiabili nella maniera in cui avete contribuito, ottimizzato e salvato il tutto. Scorpione, giornata con una luna a dir poco splendida che vi lascia tutti i benefici di grandi appoggi planetari. Sfruttate bene queste giornate e soprattutto prendetevi spazio e tempo per dedicarvi a una passione. Sagittario, la giornata oggi procede un po' lenta, ma sarà la luna a svegliarvi in serata e creandovi anche degli imprevisti gradevoli e piacevoli. Accettate di rivedere una persona che non vedevate da tempo. Capricorno, una giornata molto interessante, visto che la luna oggi vi chiarisce in via del tutto definitiva la natura affettiva di un momento della vostra vita emotivo in cui vi sentite molto disturbati. Ebbene, qualche sentimento che è scattato dentro di voi ha fatto strada, è ora di farci i conti. Acquario, la giornata oggi è ancora un po' piena di impegni, eppure la serata si dimostrerà assolutamente brillante, vincente e piena di emozioni, creatività al massimo, fascino e anche qualche piccola monelleria. Pesci, giornata oggi molto interessante, anche se la serata non vi corrobora come la prima parte della giornata, forse avete bisogno di stare a casa e di rinunciare a parte del weekend per dedicarvi agli affetti. Riposate. Milioni di alberi abbattuti e un bagliore visibile a 700 km di distanza. All'alba del 30 giugno del 1908 un'enorme esplosione devastò le sconfinate foreste della Siberia, probabilmente a causa della caduta di un grosso asteroide. Si tratta del più importante evento esplosivo naturale registrato nella storia recente della Terra. Un modo di dire inglese davvero curioso, don't teach your grandma to suck eggs, che tradotto letteralmente significa non insegnare a tua nonna a succhiare le uova, ma in italiano abbiamo un equivalente molto più chiaro, non insegnare a nuotare ai pesci. Questo significa semplicemente che non dovresti cercare di dare lezioni a qualcuno che ha più esperienza di te in un determinato campo, quindi ricordatevi sempre di rispettare chi ne sa più di voi. Vi ricordo che se non ne avete abbastanza trovate tutte le puntate su YouTube al canale Sicilia Play. Oggi parliamo di una figura straordinaria, la scrittrice George Sand. A soli 27 anni prese una decisione coraggiosa, cambiò il suo nome e da Aurore si ribattezzò George Sand. Nascondendo i suoi capelli e indossando giacca e pantaloni si presentò al mondo come un uomo. Questa scelta nella Parigi del 1800 semplificò notevolmente la sua vita. Le sue biografie parlano di molte relazioni, tra cui quella con il compositore Chopin. Scrisse ben 143 tra romanzi e racconti. Nel panorama letterario dominato da figure maschili, George Sand fu l'unica donna scrittrice a raggiungere la fama, anche se per farlo dovette fingere di essere un uomo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Arrivederci, a domani, buona giornata dalla vostra Naomi.